La CIA di Padova ha organizzato un incontro tra agricoltori e istituzioni, tra cui l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, per affrontare alcune tematiche legate sia alle difficoltà ma anche alle opportunità delle aziende agricole site nell'area dei Parco Colli. 700 aziende agricole, 19.000 ettari di superficie coltivata, un potenziale turistico senza paragoni, dove gli agricoltori si impegnano quotidianamente nella coltivazione e trasformazione di prodotti di eccellenza, simbolo del Made in Italy, e che chiedono una governance unitaria del Parco Colli Euganei per valorizzare il territorio, contenere la fauna selvatica e snellire la burocrazia. E quindi i colli, noi come associazione di categoria, la CIA sostiene che per valorizzare, difendere, curare e avere amore per un territorio sia indispensabile salvaguardare l'agricoltura. Voglio ricordare che in questo territorio abbiamo circa 700 aziende che operano nel settore e che nel settore soprattutto vitivinicolo e anche olivicolo, e però per valorizzarlo e dargli un input in modo tale che queste aziende abbiano un reddito dignitoso, ricordando che coltivare la terra in collina o in montagna è molto più difficile che farlo in pianura. Quindi salvaguardiamo, diamogli una mano, troviamo la condivisione e troviamo la complicità delle istituzioni per essere nel massimo dell'inclusività e valorizzare e difendere chi si impegna sporcandosi le mani. Una visita tra le aziende agricole per toccare anche con mano quello che le incursioni di cinghiali mettono a rischio ogni anno, mettendo in grosse difficoltà il duro lavoro delle aziende, la produzione agricola in generale e anche quella vitivinicola. Fiore all'occhiello della regione Veneto, quarto paese per esportazione di vino a livello mondiale. Un momento più bello dell'anno che è quello della vendemmia e quindi siamo una giornata stupenda a visitare 3 aziende importanti sui Colli Euganei. Il problema della fauna lo sappiamo, i cinghiali lo stiamo monitorando, lo stiamo abbattendo anche quest'anno in maniera selettiva grazie ai 120 selecontrollori che il Parco Colli ha messo in moto in più di 140 postazioni, e io penso che entro l'anno ci sarà una nuova governance in tutti i parchi regionali, in particolare questo dei Colli Euganei. La CIA accoglie l'appello degli agricoltori e chiede alle istituzioni di risolvere le difficili situazioni in cui si trovano gli agricoltori attraverso un'economia sostenibile e iniziative comuni che mettano insieme tutte le parti interessate. Tra i partecipanti alla visita anche i sindaci dei comuni di Galzignano, Baone e Arqua Petrarca. Aprirà un'attività ad Arqua Petrarca. Come mai questa scelta? Beh, innanzitutto perché Arqua Petrarca ha di per sé una capacità attrattiva come secondo borgo più bello d'Italia, insomma, che può dare un valore aggiunto alle produzioni che vengono fatte. Nello specifico la mia attività è sul Monte Calbarina, è un uliveto, per cui speriamo anche che questa riforma del parco permetta, insomma, di agevolare chi vuole fare agricoltura nei Colli Euganei, perché ricordiamo che l'agricoltura nella sua visione più generale è quell'attività che permette anche la gestione del territorio, per cui del turismo e soprattutto delle eccellenze enogastronomiche.